Sulle servitù militari e braccio di ferro tra regione e governo, il presidente della giunta Francesco Pigliero non ha infatti firmato il protocollo d'intesa col Ministero della Difesa nel giorno della conferenza nazionale sulle servitù a Roma. I tempi non sono maturi, ha precisato Pigliero. Da troppo i sardi protestano ma non vengono ascoltati. L'atteggiamento del governo è comunque conciliante. Capisco la posizione del presidente Pigliero, ha rimarcato il ministro della Difesa Roberta Pinotti. Apriremo un tavolo bilaterale con la Sardegna per arrivare ad un punto possibile di intesa. Pigliero, che ha messo inoltre l'accento sulla pesante sproporzione tra le servitù sarde, pari al 65%, ed il resto d'Italia, ha quindi seguito l'ordine del giorno votato all'unanimità dal Consiglio regionale che lo impegnava alla richiesta di una graduale dismissione delle servitù nell'isola. Ma non ha dimenticato i consigli arrivati alla vigilia dell'incontro romano da alcuni settori della sua maggioranza. Consigliamo al presidente Pigliero che domani non firmi nessun accordo con lo Stato italiano. In questo modo ci differenziamo dalle altre regioni italiane e in questo modo apriamo direttamente una nuova trattativa. Il tavolo bilaterale proverà a riavvicinare le parti, perché il rischio, ha sottolineato lo stesso Pigliero, è quello di intaccare la fiducia nella leale collaborazione fra i diversi livelli istituzionali.